Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Togliete l'amicizia ai vostri contatti ebrei e bufera dopo il post di un docente dell'Università di Palermo. Il rettore Midiri, dialogo è la nostra parola chiave. Anche alla noce si può fare la nuova campagna di addio pizzo contro il racket a 2 giorni dall'anniversario di Libero Grassi. Si continua a sparare a Catania la scorsa notte, fucilate contro la saracinesca di un'agenzia di autonoleggio in via Plebiscito. La deputata 5 Stelle Marano, siamo tornati alla faida degli anni '80. Esclusa dalla Film Commission la pellicola su Biagio Conte, il frate che ha speso la vita per gli ultimi di Palermo. Senza fondi rischia di essere girata fuori dalla Sicilia. Una delegazione del PD a bordo della nave della ONG Mediterranea bloccata al porto di Trapani. Siamo dalla parte di chi salva vite. La Sicilia dei VIP, anche l'attrice Whoopi Goldberg sceglie l'isola, lascia la sua villa in Sardegna per una casa ad Ortigia. Calcio, ultimi giorni di mercato, il Catania definisce l'ingaggio dell'attaccante Caturano e investe sul catanese Simone Leonardi. Nuovi innesti anche per Siracusa e Trapani. E bufera dopo il post di un docente dell'Università di Palermo che invitava a togliere l'amicizia ai propri contatti con ebrei. Sentiamo Maglio Viola. E bufera su Luca Nivarra, il decano dell'Università di Palermo, professore di giurisprudenza, all'indomani della sua sortita sui social network nella quale invita a togliere l'amicizia a tutti gli ebrei perché tutti corresponsabili di quel che Israele sta facendo nella striscia di Gaza. Nivarra, pur sostenendo di non essere antisemita, ha ribadito la propria posizione in più post anche successivi alla valanga di offese e minacce ricevute. Una posizione personale che mette però in imbarazzo l'Università di Palermo, spingendo il rettore Massimo Midiri a prendere pubblicamente le distanze da quella che ritiene comunque una posizione scivolosa. Che problemi di questo tipo non si affrontano certamente nei social, cioè un professore universitario non può esprimere una sua idea su un social. Alla fine si tratta di una valutazione che rimane personale. Purtroppo il confine tra quello che è personale e quello che poi è identificativo di una comunità evidentemente un poco scivoloso. Ma se la posizione dell'università è chiara ed è per il dialogo costruttivo, condannando sia l'attacco di Hamas del 7 ottobre che la reazione israeliana fino ad oggi, Midiri esclude che possano esserci provvedimenti disciplinari nei confronti del decano. Stiamo affrontando il problema con i nostri avvocati, ma non credo che andremo avanti con provvedimenti disciplinari. Anche per il ministro dell'università Anna Maria Bernini il post del professor Nivarra è inopportuno. Le parole del rettore Midiri, ha detto il ministro, rappresentano una presa di distanza netta e doverosa da affermazioni inaccettabili, rendendo onore all'intera comunità accademica palermitana. Aprendo la Biennale di Venezia, invece, il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha citato una frase letta sui muri di Catania: non si sta zitti, non si fa silenzio solo quando i bambini dormono e si comincia a gridare e parlare, a fare rumore quando i bambini muoiono, ha detto, per poi concludere citando un passaggio delle Troiane di Euripide e auspicando che sia la verità alla fine a trionfare insieme alla pace. Addio pizzo, tappezza il quartiere palermitano della Noce di volantini contro il racket a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio di Libero Grassi. Marco Gullà. Anche alla Noce si può fare, denuncia collettiva. Questi manifesti da alcuni giorni sono stati affissi nel quartiere Noce di Palermo. La firma è di Addio Pizzo, a 2 giorni dalla commemorazione dell'uccisione di Libero Grassi. Dall'associazione sostengono che la storia degli ultimi 2 decenni ci dice che anche in contesti così complessi possono germogliare segnali di riscatto, quindi anche alla Noce si può fare. E in ogni via del quartiere sono stati affissi i manifesti. Chi ha denunciato diverse volte è Giuseppe Piraino, imprenditore che ha sempre avuto il coraggio di non abbassarsi a Cosa Nostra. Io direi che è cambiato veramente poco. La consapevolezza che la mafia, il pizzo sono una realtà costante nel tempo è indiscutibile. Il problema è che comunque la gente che ancora oggi pensa se denunciare oppure no ha paura, certo che ha paura.
Qualche giorno fa però l'arresto di 2 mafiosi dopo la denuncia di un imprenditore edile a Brancaccio. La vittima non si è piegata e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Mando un messaggio agli imprenditori: non abbiate paura di denunciare, si va a letto sereni, si va con la coscienza pulita, si va facendo un gesto d'amore per se stessi e la propria famiglia, per i siciliani e per la Sicilia. Questa terra merita legalità, non merita più di andare a braccetto con mafiosi e mafiosetti. È gente inutile, gente piccola, sono micchi. Cosa dobbiamo fare per questa terra? Cambiarla. E a Catania si torna a sparare. La scorsa notte fucilate contro un'agenzia di autonoleggio in via Plebiscito. Sentiamo Giusy Lazzara. E 3. A Catania si apre una guerra fra cosche. La scorsa notte presa di mira un'agenzia di noleggio di auto in via Plebiscito, in pieno centro. Le fucilate contro la saracinesca sono state sparate alle 3 quando è arrivato l'allarme al 112. Si indaga per accertare se un'unica mano c'è stata anche per le altre 2 sparatorie appena 24 ore fa. Sempre nella notte in via Garibaldi esplosi oltre 20 colpi di pistola contro una saracinesca di un centro estetico, di proprietà della figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta, esponente del clan Santa Paola Ercolano e moglie di Giovanni Balsamo, lo stesso che nel 2024 era stato protagonista di un rapimento lampo di finti agenti di polizia mentre si trovava ai domiciliari. E non era la prima volta che questo centro estetico era stato attenzionato dalla malavita. A febbraio l'incendio doloso alla vetrina. I colpi alla saracinesca di via Garibaldi però non sono stati gli unici sparati nella notte, perché altri 5 scaricati contro l'abitazione della famiglia Balsamo in via Calabrò, sempre a San Cristoforo. Episodi che si susseguono e che potrebbero rientrare in una strategia di violenza sempre più frequente. E la questione sicurezza adesso diventa cruciale e la politica interviene. C'è una situazione da Far West e sembra essere tornati negli anni '80 e questa frequenza con cui avvengono questi fenomeni sicuramente desta non poche preoccupazioni. Per questo ho depositato un'interrogazione con trattazione urgente, perché bisogna sedersi col Ministero, col Governo nazionale e chiedere intervento immediato. Il 2 agosto 30 colpi di mitraglietta avevano crivellato la saracinesca di una gastronomia in viale Ammiraglio Caracciolo. A Palermo la notte scorsa un giovane di 25 anni è stato ferito a una gamba da colpi di arma da fuoco nel quartiere Zene. La vittima ha raccontato che stava passeggiando in via Rocchi Marciano quando è stato raggiunto dal piombo. Non avrebbe riconosciuto chi ha sparato. La droga acquistata con il baratto a Catania, a San Cristoforo, le dosi, si è scoperto, venivano scambiate anche con bottiglie di superalcolici. Sentiamo Orazio Longo. La droga pagata con bottiglie di whisky a mo' di baratto. 2 catanesi di 39 e 38 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari nel quartiere di San Cristoforo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A incuriosire i carabinieri il continuo via vai in un appartamento di cortile Doberdò, i movimenti rapidi degli avventori, l'accensione di un dispositivo luminoso posto all'ingresso come segnale convenzionale e la presenza di sistemi di videosorveglianza. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire più di 20 grammi di cocaina e oltre 5 di crack già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un quaderno con annotata la contabilità dell'attività illecita e la somma in contanti di 970 euro ritenuta provento dello spaccio. La sostanza sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato fino a 3.000 euro. E poi il rinvenimento di diverse bottiglie di superalcolici di varie marche e tipologie. Dalle prime verifiche è emerso che queste non erano destinate al consumo personale degli arrestati, bensì rappresentavano un sistema di pagamento alternativo della dose a mo' di baratto, appunto. Mentre l'abitazione, risultata abbandonata, era stata trasformata in una sorta di fortino con accessi sbarrati da pesanti cancelli in ferro con piccole feritoie per il passaggio della droga. Oltre agli arresti, gli investigatori hanno proceduto al sequestro preventivo dell'immobile. Esclusa dalla Film Commission la pellicola su Biagio Conte, il frate che ha speso la vita per gli ultimi di Palermo. Senza finanziamenti rischia adesso di essere girata fuori dalla Sicilia. Orazio Longo. Un'occasione persa, dice Gloria Giorgiani, la produttrice del film su Biagio Conte, che non ha trovato un finanziamento garantito dalla Regione Sicilia per il progetto scartato dalla Sicilia Film Commission. L'interessamento manifestato dal presidente Schifani, che si era detto dispiaciuto della cosa, non si è concretizzato ad oggi e il film, stando così le cose, rischia di dover essere girato altrove. Io non ho avuto più nessuna interlocuzione
con la presidenza della regione, nessuno mi ha più risposto, li ho cercati varie volte. Il film va girato a ottobre, quindi siamo entrati in preparazione e senza nessun tipo di garanzie scritte non posso far altro che portare il film fuori. Quello su Biagio Conte vuole essere un racconto identitario, spiega Giorgiani, lontano dalla dialettica mafia-antimafia. E doveva essere anche un'occasione in cui il territorio poteva essere partecipe e protagonista di questo film, non solo attraverso il coinvolgimento di attori, maestranze, il più possibile, ma anche attraverso la realizzazione di progetti correlati che potevano essere backstage speciali, video fatti dai ragazzi. Il presidente Schifani dal canto suo ha fatto sapere che la prossima settimana verrà ripresentata la questione del finanziamento in regione e chissà che stavolta non arrivino le garanzie formali richieste dalla produzione del film. Una delegazione del PD è salita a bordo della nave della ONG Mediterranea bloccata al porto di Trapani. Siamo dalla parte di chi salva le vite e la loro testimonianza. Laura Spanò. Una delegazione del PD con deputati nazionali, regionali e componenti della segreteria regionale della Federazione di Trapani è salita a bordo della nave ONG Mediterranea sottoposta a fermo deciso dal Viminale dopo che questa ha scelto di approdare a Trapani anziché nel porto sicuro ma troppo lontano di Genova assegnato dal governo. Una decisione, ribadiscono, dalla ONG dettata da motivi di sicurezza. Semplicemente chiedevamo un porto più vicino. Noi eticamente, da quando siamo in mare, evitiamo di dare pressione all'isola di Lampedusa. La priorità per il Partito Democratico è e deve restare quella di salvare le vite di migliaia di disperati che rischiano la vita in cerca di un futuro migliore, sfidando il Mediterraneo dopo sevizie e violenze atroci. Qui per mostrare vicinanza a quanti dedicano la vita a salvare vite umane e a quanti sono contro le politiche demagogiche del governo Meloni e del ministro Piantedosi. Assegnare un porto a migliaia di chilometri di distanza dalla prima meta sicura, che in questo caso era Trapani, è semplicemente ridicolo e non risolve il problema dell'immigrazione. Per risolvere il problema dell'immigrazione c'è bisogno di una politica che riporti al centro il tema dell'immigrazione legale. Vogliamo mandare da qui un messaggio al governo nazionale che ha fatto della propaganda la propria bandiera. 2 anni e mezzo di propaganda e nessuna politica seria e concreta per l'immigrazione e soprattutto per l'accoglienza diffusa nel nostro paese. E poco fa la ONG Mediterranea ha depositato un esposto penale alla Procura di Trapani in cui chiede di individuare le responsabilità dei gravi reati commessi da miliziani e trafficanti libici e le complicità italiane, ha scritto nell'esposto, nella collaborazione e nel sostegno a questi gruppi criminali. Andiamo a Messina adesso, dove è stata avviata una raccolta firme per spostare il tracciato ferroviario previsto per il ponte sullo Stretto, che porterebbe a decine di espropri nella zona di Contesse. Francesco Triolo. 1300 firme per dire no a quel tracciato ferroviario previsto dal progetto del ponte sullo Stretto che tra espropri e scavi spazzerebbe via un intero villaggio, Contesse. Torna la mobilitazione dei residenti della zona a sud di Messina, che ha scoperto pochi mesi fa di essere al centro di una serie di espropri legati al ponte, simili a quelli di Torrefaro. Così hanno avviato una petizione da consegnare al sindaco per ridiscutere con RFI e la società Stretto di Messina il percorso della linea ferroviaria che dal ponte condurrà i treni alla nuova stazione cittadina. Abbiamo saputo che viene smantellata metà Contessa e questo noi non lo permettiamo. Stiamo raccogliendo le firme da dare al signor sindaco, perché il signor sindaco nel mese di settembre avrà un incontro con RFI, di portare queste firme e chiedere se è possibile di ritornare al vecchio progetto. Prima tutto, forse la città pensava che il problema fosse stato soltanto di Torrefaro, ma ci rendiamo conto che qua sarà il secondo cantiere più grande che esiste. Traumatico per tutti, per chi fa gli espropri, avrà gli espropri, e per chi ci abiterà qua nel momento che faranno i lavori sarà proprio un incubo per tutti. Queste firme intanto non finiranno qua, abbiamo superato le 1000 firme che era l'obiettivo che ci eravamo prefissati di fare, già nella terza giornata è andata abbastanza bene. Queste firme verranno tutte quante protocollate e inviate per PEC al Comune di Messina.
Un medico è stato aggredito nel reparto di nefrologia dell'ospedale Cervello di Palermo da un uomo che era stato operato nei giorni scorsi e che si era presentato con il braccio un po' gonfio per essere visitato. Poche parole, poi ha aggredito il sanitario perché pretendeva di essere visitato subito. In preda alla rabbia l'uomo ha preso a calci una porta, una barella e ha scagliato a terra un computer mentre minacciava il medico di morte. I finanzieri di Mussomelli in provincia di Caltanissetta hanno confiscato beni per 100.000 euro ad un pregiudicato condannato in via definitiva per occultamento e distruzione di documenti contabili. Le indagini sono partite da una verifica fiscale su una società di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche con sede appunto in un comune del Nisseno. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per raccontarvi di come l'attrice americana Whoopi Goldberg sta, come tanti altri VIP, cercando casa in Sicilia. E solo l'ultima tra i tanti VIP che hanno scelto la Sicilia come terra d'elezione. Parliamo dell'attrice americana Whoopi Goldberg che lascia la Sardegna per una casa a Ortigia. Sentiamo Francesco Aloi. Sicilia sempre di più terra di VIP. C'è chi scorrazza in yacht per le isole Eolie, chi è stata avvistata tra i vicoli di Palermo e chi rimane folgorato e decide di rimanerci. È il caso di un mito di Hollywood, Whoopi Goldberg. Questa è una delle scene più famose, quella che molti ricordano. L'attrice statunitense, diventata famosa anche con Sister Act, si è proprio innamorata della Sicilia e soprattutto di Ortigia. È nel centro storico che ha deciso di prendere casa. Il suo amore per Siracusa non era certo un segreto. Lo scorso giugno aveva presentato proprio qui il suo libro. In questo post la foto dell'evento e il ringraziamento per l'accoglienza. Poi Whoopi è tornata diverse volte, fino alla decisione di mettervi radici, vendendo la sua villa da 12 milioni di euro in Sardegna. Diceva di aver trovato pace e privacy a Stintino, comune di poco più di 1500 abitanti. La sindaca addirittura era pronta a conferirle la cittadinanza onoraria. Noi siamo qua e siamo felici, siamo stati felici di averti e saremo felici se tornerai da noi. Questa è il vero contenuto di dichiarazioni che non sono assolutamente di rancore o di offesa. Intanto Whoopi sta per tornare in TV nella soap di Rai 3, Un posto al sole. Antonello Venditti ha incantato il pubblico di Agrigento con una tappa del tour per i 40 anni di Notte prima degli esami. Davide Sardo. Tutto esaurito alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento per un Antonello Venditti in grande forma. Parla di uomini e donne come solo lei sa. Il cantautore romano ha regalato al pubblico i suoi successi più amati e l'intero album Cuore del 1984. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu. La serata, tappa del tour per i 40 anni di Notte prima degli esami, ha richiamato spettatori da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Tutto quel che io pensavo è solamente. Sul palco una band d'eccezione, nuovi arrangiamenti e più spazio alle tastiere. Eravamo 34, quelli della terza via, tutti belli ed eleganti tranne me. Da Sotto il segno dei pesci a Roma Capoccia, Venditti ha trasformato il concerto in un viaggio tra emozioni e ricordi, con racconti personali che hanno commosso i fan. Notte prima degli esami, notte di polizia. Una serata indimenticabile alla Live Arena dello Sport Village, la poesia e la forza di Antonello Venditti, capace come sempre di unire generazioni. Notte che non alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo per parlare degli ultimi giorni di mercato.
E siamo al calcio, dal campo al mercato per l'ultima settimana di trattative. Il Catania ha in particolare l'obiettivo di completare soprattutto attacco e centrocampo. Sentiamo Francesco Triolo. L'ultima settimana di calciomercato, quella che solitamente è la più ricca di colpi, anche last minute. Il Catania ci si fionda forte del 6-0 al Foggia e dell'atmosfera del Massimino, bei biglietti da visita delle ambizioni rossazzurre da presentare al tavolo delle trattative. E il DS Pastore ha già trovato l'attaccante e Salvatore Caturano il prescelto, d'accordo già col Catania sulla base di un triennale sul quale ha spalmato l'ingaggio che aveva per i prossimi 2 anni a Potenza. Caturano arriverà in giornata in città. Il Catania ha chiuso anche un'altra operazione, quella per l'ingaggio di Simone Leonardi, catanese, classe 2005, ma è un investimento per il futuro più che a breve termine. Arriva infatti a titolo definitivo dalla Sampdoria, legandosi per 4 anni, ma verrà girato in prestito per farlo crescere in una squadra in cui troverebbe maggiore spazio, Ternano, Triestina, le più accreditate ad oggi. Anche a centrocampo si farà qualcosa, già c'è un accordo di massima con la Juve Stabia per uno scambio Buglio-Quaini. Per il centrocampista nativo di Lucca 2 anni di contratto in rossazzurro. Aperta anche la porta in uscita. Marsura ha già risolto il contratto, D'Andrea, non convocato contro il Foggia e sondato da Sorrento, e Tim Altamura sarà il prossimo. Chiarella dovrebbe andare al Siracusa, su Silvestri c'è la Triestina, mentre il Crotone si sta muovendo per Allegretto, ma prima deve liberare uno slot nella lista dei giocatori. Nuovi innesti anche per Siracusa e Trapani in servizio. Impegni casalinghi alla seconda giornata sia per Trapani che per Siracusa, ma a tenere banco sono soprattutto gli ultimi giorni di mercato. La rosa granata si arricchisce di 2 innesti. Si tratta del difensore moldavo Andrei Moto, classe 2002, prelevato dalla Virtus Entella, e del centrocampista Riccardo Palmieri, 29 anni, della Cittadella, società alla quale il Trapani ha ceduto il centrocampista Luca Verna, ex Catania. Il tecnico Aronica studia nuove formule per aumentare il peso offensivo della squadra graziata dal Casarano è in cerca del primo successo sabato prossimo al Provinciale contro il Latina. Novità in casa Siracusa, l'attaccante argentino 28enne Juan Ignacio Molina arriva dalla Vis Pesaro con la formula del prestito con diritto di riscatto. La scorsa stagione, tra Spal e Vis Pesaro, ha realizzato 6 gol. Si aggiunge a Capanni e anche a Zanini, ma per il club di Ricci è corsa contro il tempo per completare l'organico. Domenica al De Simone il Monopoli senza lo squalificato Limonelli è espulso a Salerno. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.